partito anche a Venezia è un risultato impensabile. È il primo commento del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Raffaele Speranzon. Trionfo di Fratelli d'Italia anche a Venezia, dunque, che supera di gran lunga il PD, che bypassa a sua volta la Lega. Flop di Noi Moderati, lista Brugnaro. Non nasconde la delusione il sindaco Brugnaro, leader di Coraggio Italia. Ora rimbocchiamoci le maniche, dice, e l'autonomia resta tra i temi sorvegliati speciali. Ecco perché il Partito Democratico ha perso voti, specie nel nostro territorio. Il senatore veneziano Ferrazzi analizza l'esito del voto e si complimenta comunque con Giorgia Meloni. Vigili del fuoco ancora al lavoro questa mattina per spegnere i focolai alla Bottecchia dopo l'incendio di ieri. ARPAV tranquillizza la popolazione, l'amministratore delegato: siamo pronti a ripartire. Lutto cittadino a Ceggia, un'ora di sciopero nelle aziende. Nel pomeriggio l'addio al 18enne morto durante uno stage. Lacrime e commozione sull'altare, letti alcuni pensieri che Giuliano aveva scritto prima della tragedia. Stop furti e borseggi a Venezia. 10 associazioni hanno scritto a prefetto, questore e procuratore per chiedere maggiori misure di sicurezza. Noi così non vogliamo andare avanti. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dai servizi dedicati naturalmente all'esito elettorale, ma prima di procedere vi sottopongo quello che è il quesito di questa sera e il cui esito poi daremo in diretta a Ring dalle 21:15. Crolla la Lega, Salvini deve dimettersi da segretario? Diteci cosa ne pensate telefonando allo 0422 1626 691 nel caso vogliate rispondere di sì, 0422 1626 690 per il no. E come detto poi quella che sarà la vostra opinione lo vedremo questa sera in prima serata a Ring, quando naturalmente si tornerà a parlare di politica e a esaminare l'esito del voto. Essere il primo partito anche a Venezia è un risultato impensabile, ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Raffaele Speranzon. Il primo partito di Venezia con il 25% dei consensi, insomma qualcosa di assolutamente inaspettato, ma che dimostra che quella piazza piena in piazza Ferretto a Mestre di pochi giorni fa rappresentava qualcosa di più anche di quello che si è detto, insomma, perché molti dicono piazze piene, urne vuote, insomma, invece si sono riempite le urne qui a Venezia di tanti voti per la destra politica. Questo il commento a caldo di Raffaele Speranzon, presidente del gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e nuovo senatore della Repubblica, sui risultati della vittoria del partito guidato da Giorgia Meloni. Speranzon si farà portavoce del territorio veneziano. L'attenzione nei confronti di un territorio che è complesso, che è articolato, che ha bisogno di avere un'attenzione particolare, perché da un lato c'è da salvaguardare un ecosistema, dall'altro c'è da permettere il mantenimento dell'antropizzazione della laguna, che è un aspetto che necessariamente si deve legare alle opportunità di lavoro e alla possibilità di vivere concretamente alla pari di quelli che vivono in altri territori della nostra regione. Venezia sappiamo che è una città complessa, che ha però anche delle potenzialità immense dal punto di vista logistico, c'ha un porto, c'è un aeroporto, c'ha dei beni culturali che ci invidiano in tutto il mondo e sicuramente ha una fragilità che è determinata anche da un numero di abitanti inferiore rispetto a quello che potrebbe avere, quindi dovremo lavorare su questo. Speranzon analizza anche il risultato degli alleati, in particolar modo il crollo verticale della Lega all'8,9% delle preferenze rispetto al 17% delle elezioni del 2018. Forse quello che ha penalizzato di più i partiti della coalizione di centrodestra, gli altri, è stato appunto quello di aver rotto in qualche misura l'alleanza durante i governi Conte 1 e Draghi. Adesso abbiamo 5 anni invece per costruire un centrodestra di governo forte che possa permettere anche ai nostri alleati di tornare a crescere nei consensi. Fratelli d'Italia dunque trionfa anche a Venezia, superando di gran lunga il Partito Democratico, che a sua volta bypassa la Lega. Flop di Noi Moderati, lista Brugnaro.
A Venezia, capoluogo veneto, per il Senato nel collegio uninominale ha vinto il candidato di centrodestra Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, con il 53,64%, superando di netto il candidato del centrosinistra Michele Mognato, ex PD, ora articolo 1, che si è fermato al 25,48%. Considerando solo il comune di Venezia, il vincitore ha preso il 42,43%. Stessa situazione per la Camera, con la vittoria della candidata di centrodestra per la lista del sindaco Brugnaro nei moderati, Martina Semenzato, che raggiunge il 50,30%, eletta nel collegio uninominale. Nell'uninominale di Chioggia, invece, la più votata è Giorgia Andreuzza della Lega, con i voti alla coalizione che sono andati per il 53,49%. Marginali i risultati del terzo polo, cioè Azione Italia Viva di Gabriele Galeazzo al 7,4% e Movimento 5 Stelle con Sara Giaggio ferma al 7,14%. Un flop il risultato di Noi Moderati, che a Venezia, dove Brugnaro è sindaco e dove da rumors si diceva potesse correre per le regionali 2025 qualora le cose fossero andate bene, si ferma intorno soltanto al 3,5%, rimettendo in discussione ogni progetto. Nell'analisi del risultato di voto su Venezia è all'interno della coalizione di centrodestra che si è verificato il clamoroso sorpasso. Fratelli d'Italia, con il 30,79% dei voti, ha infatti letteralmente doppiato la Lega, ferma al 13,79%. Forza Italia ha raggiunto il 6,63%, mentre Noi Moderati appunto ha staccato un discreto 2,72%. Il primo partito a Venezia è Fratelli d'Italia. Il PD si è fermato al 18,17%, risultando comunque il secondo partito in città. Tra i commenti più critici alla segreteria Salvini da tempo, quelli dell'eurodeputato ed ex segretario della Liga Gian Antonio D'Arè, che abbiamo incontrato mentre seguiva proprio la prima conferenza stampa del dopovoto del segretario della Lega. Certo che davanti a una sconfitta del genere un segretario federale che ha a cuore il suo partito si dimette. Tagliente come suo stile oramai da anni, l'eurodeputato e già segretario della Liga Veneta non nasconde più la sua diretta ostilità con l'operato dell'attuale segreteria leghista. Ancora di più oggi, dopo aver seguito con Roberto Bet, consigliere regionale fedelissimo di Luca Zaia, la prima conferenza stampa del dopovoto di Matteo Salvini. Il commento è quello che per lui non è successo niente e in realtà c'è stata una sconfitta devastante che vede la Lega, soprattutto in Veneto, in zone come la nostra, essere doppiata, triplicata da Fratelli d'Italia. Questa è una sconfitta che arriva proprio per errori di segreteria, per errori dello stesso Salvini e soprattutto dello staff che poi lui ha calato sul territorio con nomi e cognomi, con i responsabili che sono i vari Fontana, i vari Stefani, Ostellari, Bitonci, che naturalmente hanno fatto sì e hanno tutelato solo ed esclusivamente il loro posto a Roma, non certo il territorio. Per D'Arè è proprio il territorio che ora deve chiedere un cambio di passo attraverso i congressi, peraltro accennati da Salvini. Quelli che loro chiamano congressi di sezione non sono congressi, ma sono soltanto dei rinnovi che una volta si facevano all'interno delle stesse segreterie e si dava comunicazione alla segreteria provinciale. Per fare i congressi invece provinciali mi pare che i tempi siano lunghi, anzi si fa di tutto per non farli. E qui D'Arè chiama in causa i collaboratori di Salvini, chiamati ironicamente non cerchio magico ma pattuglia acrobatica. Una situazione che secondo l'eurodeputato porterà sempre più in basso la Lega, con un'unica soluzione. Bisogna che Matteo Salvini passi la mano a Federica, si vada ai congressi in maniera chiara, semplice. Fare i congressi, siamo 3 anni e mezzo che si cerca di fare un congresso, non lo si vuol fare. Il congresso vuol dire dare legalità e soprattutto autorevolezza ai segretari eletti con un consiglio direttivo, e quando si è nella collegialità sicuramente si sbaglia meno. Dal centrodestra al centrosinistra, perché c'è l'analisi del voto di Ferrazzi. Ecco perché il Partito Democratico ha perso voti, dice, specie nel nostro territorio. Faccio i migliori auguri a Giorgia Meloni, ma soprattutto che possa governare per il bene del Paese.
io sono preoccupato, sono del tutto contrario ad alcune scelte politiche di Giorgia Meloni sul tema dell'ambiente, sul tema dell'Europa. Grande fair play da parte del senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi, non candidato da Roma per queste politiche, analizza la debacle del risultato di voto in casa. Sono stato uno dei pochi che nella direzione nazionale di cui faccio parte non ho votato queste linee perché le ritenevo sbagliate. Nonostante questo, con grande lealtà, anche se ero stato l'unico candidato voluto dal territorio unanimemente, non sono stato candidato e nonostante questo ho lavorato alacremente per il Partito Democratico. Devo dire che certamente non me l'aspettavo. Forse non me l'aspettavo in maniera così netta, soprattutto a livello veneto, con un risultato veramente molto pesante. L'analisi poco prima che Enrico Letta annunciasse di lasciare la guida del PD fino al prossimo congresso. Una campagna elettorale è come un tavolo, per stare in piedi ha bisogno di 4 gambe, così secondo Ferrazzi. Ci vuole un posizionamento del partito che sia sensato, ci vuole una politica della coalizione che deve essere ampia e che riesca ad essere competitiva. Ci vuole una politica delle candidature che rispetti i territori, perché senza territori non andiamo da nessuna parte, e ci vuole poi una campagna elettorale mossa in modo convincente. Ecco, io credo che il partito debba molto approfondire cosa è stato fatto e soprattutto costruire un partito democratico aperto, inclusivo, capace di essere aggregante, capace di dire cose al Veneto, ai veneti. Più un PD forse più aggregante e anche più aggressivo, vedi Terzo Polo? Ma io non credo nell'aggressività in politica, credo nella chiarezza. Sempre restando nel territorio, flop di Noi Moderati con Brugnaro. Sì, guardi, a me non piace parlare degli altri e via dicendo, però sì, su questo ha ragione lei, verifico che la lista ha preso meno dell'1% a livello nazionale e aggregava anche UDC, Toti, Lupi e via dicendo, e ha preso il 3% nella città di Venezia. Questo è un dato significativo dal punto di vista politico, ma più che parlare degli altri io credo che anche Venezia meriti una proposta politica e amministrativa seria. E allora andiamo a sentire proprio Luigi Brugnaro che ammette ci aspettavamo di più. Abbiamo eletto comunque una senatrice, Michaela Biancofiore e Martina Semenzato qua a Venezia. Speravamo di più nella lista, abbiamo fatto non bene in Italia, ma neanche bene, meglio qua in Veneto, abbiamo fatto il doppio, ma insomma pensavamo di più. Così Luigi Brugnaro ricorda come l'autonomia sia tra i temi sorvegliati speciali da Roma. Io intanto faccio i complimenti a Giorgia Meloni perché insomma, ripeto, la conosco da 10 anni, è una persona seria, credo che amministrerà bene il paese. Noi siamo dentro una compagine di governo, di maggioranza, per cui insomma credo che sorveglieremo anche questa cosa. Già in fase di ripresa dalla batosta elettorale, spiega, del resto in linea con il suo motto Ghea Podemo far. Dico la verità, mi sono rigenerato comunque dopo questa ulteriore batosta e da sportivo ricomincio. Io ho fatto un partito, Coraggio Italia, e partiremo da qui. Dovremo rivedere appunto il nostro radicamento. Siamo partiti, abbiamo avuto un mese di tempo onestamente e in un mese questo ci siamo riusciti a fare. Quindi rumors sulla sua ipotetica candidatura per le regionali del Veneto 2025. Non c'è proprio orizzonte in questo senso. Adesso quello che mi interessa è il Friuli, si andrà a votare il prossimo anno in primavera e il resto sarà la Lombardia, insomma il resto vedremo. Insomma, io mi impegno con i miei cittadini a Venezia e lo onorerò al massimo e al meglio, come ho sempre fatto. E abbiamo sempre governato per chi ci ha votato e per chi non ci ha votato. Abbiamo fatto una campagna elettorale mai contro nessuno. Non abbiamo offeso nessuno, ma noi abbiamo portato avanti le nostre idee. Lo spazio che abbiamo avuto ragionevolmente è stato poco, ma anche dovuto ai tempi rapidi, eccetera. Insomma, ci facciamo le ossa, va ben così. Lasciamo la politica, andiamo alla cronaca con l'incendio alla Bottecchia, vigili del fuoco ancora al lavoro, l'ARPAV tranquillizza la popolazione. Vigili del fuoco, come vedete, ancora al lavoro all'indomani dell'incendio scoppiato alla Bottecchia di Cavarzere. Dopo ore e ore di lavoro ci sono ancora alcuni focolai da spegnere. La zona è interdetta a chiunque a causa della nube tossica che si sente ancora nell'aria e l'accesso permesso solamente agli addetti ai lavori con le protezioni necessarie. Stiamo cercando di evitare che riemergano focolai, stiamo cercando di controllare tutto, stime attualmente non ne possiamo fare, speriamo di risolvere tutto nel più breve tempo possibile. Comunque la situazione è sotto controllo.
quello dei vigili del fuoco intervenuti ieri pomeriggio con numerose squadre in via Ferraria Cavarzere per domare le fiamme che hanno invaso il capannone di oltre 6.000 metri quadrati di una delle più note aziende nel settore delle biciclette. È un bel po' di ore, anche perché siamo riusciti a mobilitare un po' tutti i comandi della zona, perché ci sono intervenuti, ci hanno coadiuvato i comandi di Rovigo, i comandi di Padova, il comando di Vicenza, quindi insomma il dispositivo di soccorso mobilitato è sostanziale, sono intervenute diverse APA. Allo stato attuale delle cose abbiamo 2 autobotti, una APS e una 2 chilolitriche. Poche informazioni al momento sulle cause del rogo che ha distrutto gran parte dell'azienda. Nessuna persona però è rimasta ferita. Non c'è pericolo per gli abitanti. Abbiamo ricevuto, le ho ricevute stanotte intorno alle 3, rassicurazioni dalla parte dell'ARPAV che aveva fatto dei campionamenti sulla scuola più vicina che dista circa 500-600 metri in linea d'aria dall'incendio e anche in altri punti sensibili del territorio. Mi hanno confermato insomma che non c'è pericolo chimico, quindi anche per i cittadini non c'è alcun tipo di rischio. Io ieri, appena accaduto l'incendio, avevo ovviamente consigliato di chiudere le finestre di casa perché non sapevamo ancora cosa stesse bruciando. Diciamo che ARPAV ci ha rassicurato, quindi siamo tutti più tranquilli. Danni ancora da quantificare, ma l'azienda è pronta a ripartire, a dirlo l'amministratore delegato Roman. L'incendio ha distrutto gran parte del magazzino, per cui adesso stiamo analizzando tutte le attività per ripartire il prima possibile, per continuare a fornire ai nostri clienti le biciclette che aspettano da un po' di tempo. Difficile quantificare i danni oggi, soprattutto per la distruzione di componenti speciali importati dall'Asia e su cui i tempi di consegna non si possono far previsioni. I dipendenti addetti alla produzione saranno posti in cassa integrazione. L'80% dei dipendenti saranno messi in cassa integrazione, io penso per qualche mese, e alcuni invece perché non è stato distrutto tutto il materiale e un certo tipo di materiale c'è, per cui cominceremo già la settimana prossima la produzione, per cui insomma la situazione è pesantissima, ma abbiamo grandi speranze di ripartire con la produzione e tutto, insomma. Un incendio che non sembra essere di matrice dolosa. Assolutamente non è dolosa, assolutamente. I rapporti che hanno il management di Bottecchia con tutti i dipendenti, con le persone di questo territorio è assolutamente fantastica, per cui non abbiamo nessun sospetto sul doloso. Purtroppo sono cose che succedono, bisogna guardare avanti e cercare con molta determinazione a risolverli. Sembra non esserci pace per l'azienda di biciclette che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare non poche peripezie. Dall'indagine della Guardia di Finanza che lo scorso aprile ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro con l'accusa di evasione dei tributi doganali e con i responsabili indagati per contrabbando aggravato e falso in atto pubblico, all'acquisizione lo scorso luglio dell'azienda da parte di Fantic Motor. Ripartiremo come più forte di prima, la nostra intenzione è proprio di rilanciare come merita il marchio Bottecchia, che è uno dei marchi più storici, più belli che c'è nel mercato delle biciclette. Ceggia, Porge, l'ultimo saluto a Giuliano De Seta, lo studente 18enne morto durante uno stage in alternanza scuola-lavoro a Noventa. Ad attendere il feretro in una bara bianca davanti alla chiesa di Ceggia, amici e parenti e i compagni di classe dell'Istituto Da Vinci di Portogruaro che assieme ai docenti e alla dirigente si sono abbracciati con i genitori e il fratello minore della vittima prima della benedizione e dell'ingresso in chiesa. Molte persone assiepate sul sagrato della chiesa hanno potuto seguire la cerimonia grazie agli altoparlanti. Era pieno di vita, allegro, sveglio, sempre sorridente. Si stava affacciando con intraprendenza al mondo e non vedeva l'ora, come voi genitori ben sapete, di diventare grande e indipendente. Aveva il desiderio di imparare e sperimentare nuove abilità.
Guardava al futuro con grandi progetti e attese. Per l'ultimo saluto a Giuliano De Seta è stato proclamato il lutto cittadino, uffici chiusi, bar e saracinesche abbassate per 2 ore. In concomitanza con i funerali, in tutto il Veneto gli operai si sono fermati per 1 ora di sciopero, 2 in provincia di Venezia, con assemblee nei luoghi di lavoro per aumentare la consapevolezza dei rischi negli ambienti di lavoro e per sensibilizzare le istituzioni a dare risposte concrete. Per l'ultimo abbraccio al termine della funzione, gli amici, i genitori e i compagni di classe hanno letto 3 lettere di ricordo del giovane scomparso. Avremmo dovuto prendere il diploma e guardare il futuro, ma purtroppo il destino non ha voluto così. È passata una settimana e già ci manchi tantissimo. Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori. Alla fine sono stati liberati in cielo palloncini bianchi. Cambiamo tema, basta borseggi, i veneziani non ne possono più. 10 associazioni con in testa i cittadini non distratti scrivono a prefetto, questore, procuratore, comandante provinciale di finanza, carabinieri e comandante generale dei vigili. Venezia chiede aiuto, si legge, anche quest'anno è invasa da centinaia di borseggiatori dediti al furto di portafogli, rovinando le vacanze a migliaia di visitatori. Queste persone spesso dopo poche ore tornano libere a rubare. A oggi i divieti ai DASPO emanati non sono rispettati e non costituiscono un valido deterrente. Chiediamo interventi immediati. Questa sera vi ricordo ancora dalle 21:15 l'appuntamento con l'attualità politica di Ring. In questo post elezioni, ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino, Massimo Bitonci della Lega, Giovanni Zorzi del PD, Barbara Guidolin del Movimento 5 Stelle, Raffaele Speranzon dei Fratelli d'Italia, Paolo Cagnan, condirettore del gruppo Gedi, e Deborah Serracchiani, anche lei del Partito Democratico. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco, come sempre, l'edizione di Treviso, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Sull'Italia è attiva una circolazione depressionaria. La situazione rimane movimentata sul nostro territorio con qualche fenomeno sparso. Successivamente maggiori schiarite e un generale ricambio d'aria. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 27 settembre mostra un contesto instabile, nuvolosità estesa fino a parte della mattinata con probabili precipitazioni a carattere sparso. In seguito tendenza a cessazione dei fenomeni con più sole nel corso del pomeriggio. Quota neve intorno ai 1800 metri sulle Dolomiti, oltre i 2000 metri sulle Prealpi. Temperature in lieve calo, minime tra 7 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali, qualche nevicata sulle cime oltre i 1800 metri, schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime intorno ai 19-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi basse anche qui con precipitazioni deboli in esaurimento con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.